vaccini, da domani accesso diretto per i ragazzi dai 12 ai 25 anni e seconda dose dopo 21 o 28 giorni. Zaia, agosto, mese cruciale, ce la giochiamo tutta. Da oggi cambiano i tempi della quarantena, che sarà di 7, 10 o 14 giorni a seconda della vaccinazione del tipo di variante. La Delta resta predominante in Veneto, preoccupa la Beta. Tamponi non più gratis e vaccini, boom di richiesta alle farmacie, soprattutto da parte dei giovani, e così proprio le farmacie diventano presidi sul territorio sempre più apprezzati dai cittadini. Un base jumper 47enne di Schio è morto stamattina nel Bellunese, si è lanciato con la tuta alare dalla cima del Monte Framont che svetta sulla conca gordina. La festa di un campo scuola in una piscina Meolo finisce all'ospedale, 16 tra bambini e animatori intossicati dal cloro dopo il bagno, ora stanno tutti bene. 350 tonnellate di pellet non sicuro sono state sequestrate dalle Fiamme Gialle di Cittadella, denunciati i rappresentanti legali di 3 imprese, 2 delle quali bellunesi, per frode nell'esercizio del commercio. Attratti dalla recente nomina UNESCO di Padova, molti turisti in città nonostante il caldo torrido, molti stranieri ma anche tanti italiani che la considerano una tappa d'obbligo. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali l'accelerazione che arriva dalla regione del Veneto sul fronte delle vaccinazioni dedicate ai soggetti tra i 12 e i 25 anni. Da domani infatti l'accesso sarà diretto. Accesso diretto 12-25 anni senza se e senza ma. Ha anticipato la direttiva del generale Figliuolo, che ieri aveva chiesto alle regioni, a partire dal 16 di agosto, di garantire una corsia preferenziale ai 12-18 anni. Non solo, Mazzaia ha deciso di allargare la maglia fino ai 25 anni. È una delle novità illustrate dal Presidente. Dunque fino al 30 di agosto questa fascia di età potrà recarsi in qualsiasi centro vaccinale veneto senza prenotazione. Da domani chi vuole anticipare la seconda dose, avendo già maturato i 21 giorni di Pfizer dalla prima dose o i 28 giorni dalla prima dose per Moderna, può presentarsi in un centro vaccinale e chiedere l'anticipo. Continuiamo a spingere su una prevenzione serrata, dice Zaia, che poi aggiunge: le nuove seconde dosi per le prime vaccinazioni fatte da domani saranno fissate a 21 e 28 giorni. Ed ancora i veneti che si trovano in vacanza all'interno della regione potranno prenotarsi dal portale anche nei centri vaccinali al di fuori della loro ULSS. Può tranquillamente prenotarsi la sua vaccinazione fuori provincia, fuori ULSS, ma sempre nel territorio veneto. Non ultimo, gli imprenditori veneti in giro per il mondo che si sono vaccinati all'estero e devono rientrare in Italia hanno modo attraverso la loro ULSS di scaricare il Green Pass. Ovviamente, sottolinea Zaia, i vaccini fatti devono essere quelli autorizzati dall'EMA. Oggi abbiamo ragionevoli motivi per dire che agosto è il mese chiave nel quale ce la giochiamo tutta, dice. La media regionale delle vaccinazioni, ricorda, è il 70% e ad ottobre arriverà all'80%. Confermiamo che in terapia intensiva la quasi totalità dei 28, forse 26 sono non vaccinati, ma soprattutto il dato inquietante è che dai 50 ai 59 è la fascia di età nella quale sono praticamente anche lì, penso il 90% o giù di lì, non vaccinati e ricoverati in ospedale. Altro tema è stato quello della terza dose, ad oggi ancora è un'incognita, ferma Zaia. Se sarà confermata dovremo fare altri 4 milioni di inoculazioni, sottraendo quindi personale sanitario da tutte le altre attività. Servirà l'aiuto di medici di base e farmacie. Ma da oggi ci sono nuove regole anche per quanto concerne i tempi della quarantena che varieranno a seconda delle vaccinazioni e a seconda della tipologia della variante. È arrivata ieri una nuova circolare che modifica quelli che sono i tempi anche di quarantena a seconda del tipo di variante. Diminuisce così il periodo della quarantena per tutte le varianti, compresa la Delta, mentre aumenta per la Beta, nota anche come sudafricana, di cui al momento non è stato segnalato nessun caso in Veneto, ma sempre più presente a livello internazionale. Su questa variante non abbiamo ancora molti dati relativi a quella che può essere
la caratteristica di diffusione, la capacità di contagio, quindi c'è un atteggiamento più prudente. Per tutte le varianti, quindi, esclusa la beta, l'isolamento per i contatti stretti resta di 10 giorni, di 7 se si è vaccinati. I giorni resteranno 14 in mancanza di un test antigenico o molecolare con esito negativo. Per i contatti a basso rischio, con o senza ciclo vaccinale completato, non è più prevista la quarantena. Chi si trova in questa situazione deve semplicemente automonitorarsi. È a basso rischio, va ricordato, il soggetto che entra in contatto con il positivo per meno di 15 minuti, stretti tutti gli altri. Nel caso di variante beta, ancora un'ipotesi in Veneto, sia i contatti stretti che a basso rischio vanno in quarantena per 10 giorni. Queste le nuove regole immediatamente operative in un quadro epidemiologico che resta confortante. Abbiamo nel renconti di 1,16 un'incidenza di 83,6 e poi un tasso di ospedalizzazione che è del 2% per l'area non critica e del 3% per quanto riguarda la terapia intensiva. Chiaramente questi dati ci collocano ancora in zona bianca. La malattia, stando al monitoraggio settimanale, sembra sotto controllo, anzi si registra un primo leggerissimo calo negli ultimi giorni, come dimostrano anche i grafici. La fotografia di contagio e ricoveri, aggiornata al Ferragosto, è questa. Per quanto riguarda l'età media del contagio, è ancora bassa, come lo era anche l'anno scorso, e si attesta intorno ai 30 anni. Invece per quanto riguarda quella dei ricoveri, soprattutto appunto dei ricoveri in terapia intensiva, intorno ai 55. C'è poi tutto il tema del Covid in età pediatrica. Ad agosto ci sono stati 5 ricoveri di bambini in pediatria a Padova. L'appello ai genitori è quello di portare i figli a vaccinarsi. Tra le fasce più colpite dal Covid in quest'ultimo mese di agosto ci sono i bambini. A livello nazionale il 25,4% dei nuovi casi riguardano la fascia 0-18 anni e in particolare quella over 12 a cui è destinata anche la vaccinazione anti-Covid. A Padova il dato che fa riflettere è quello che riguarda i ricoveri. Da inizio agosto sono 5 i bambini ricoverati in pediatria, 3 sono stati dimessi e al momento c'è un lattante tenuto in osservazione e una bambina più grande con un quadro clinico delicato perché affetta da altre patologie, ha spiegato la professoressa D'Adalte, responsabile del polo della mamma e del bambino. Da qui l'appello alla vaccinazione. Quando noi parliamo di vaccinazione dobbiamo valutare il rischio-beneficio. Secondo me, per quanto riguarda la popolazione dei 12 anni in su, il beneficio è molto superiore al rischio. Il rapporto rischio-benefici dunque promuove la vaccinazione, lo ha dimostrato anche uno studio americano sui casi di miocardite correlata al vaccino. Si tratta di appena 20 casi su 200.000 bambini vaccinati. Questa incidenza è 6 volte inferiore rispetto al rischio di sviluppare un danno cardiaco negli adolescenti che contraggono il Covid. Miocardite, spiega il professor Giaquinto, risolta dopo 2 giorni di ospedale. I bambini invece che contraggono il Covid rischiano poi di sviluppare delle complicazioni più gravi. Ci sono 2 elementi da considerare. Allora, il primo è che anche i bambini si possono ammalare, ci sono delle forme molto gravi che si chiamano MISC, cioè una sindrome multinfiammatoria particolare che può avere delle conseguenze importanti, anche molto gravi, che anche i bambini, soprattutto i bambini che hanno patologie croniche, possono morire. In Italia ci sono stati pochi bambini, in Italia 25-26, che sono morti con una diagnosi di Covid. Erano tutti bambini con delle malattie di base importanti, la maggior parte di loro, però comunque è una patologia che ha una mortalità anche in età pediatrica. Oppure sviluppano anche il long Covid. I bambini che anche presentano la forma asintomatica dell'infezione possono avere il cosiddetto long Covid, cioè possono avere delle complicanze a lungo termine legate soprattutto a degli screzi cardiaci. È importante vaccinare per bloccare la circolazione del virus, dicono gli esperti della pediatria di Padova, che da inizio pandemia hanno curato 100 bambini ricoverati per Covid. Importante la vaccinazione anche per le donne in gravidanza, che possono così trasmettere gli anticorpi al piccolo. Ma la lotta al Covid viene portata avanti anche in farmacia, così nel veneziano.
Per quanto riguarda i tamponi, di fatto ormai ci siamo allocati intorno alle 60.000 tamponi che sono stati somministrati fino ad oggi a partire da gennaio 2020. Per i vaccini siamo praticamente a 3.060 dosi somministrate con il progetto che è partito dal 1 di luglio 2021. Tamponi, vaccini e stampa del Green Pass. La lotta al coronavirus passa anche attraverso le farmacie, in un'alleanza con l'azienda sanitaria definita strategica dal direttore generale Edgardo Contato, un'alleanza che sul territorio dell'Ustra e Serenissima sta ricevendo una massiccia adesione. Per i tamponi siamo già al 50% di tutte le farmacie che afferiscono sul territorio, che sono 98 farmacie. Per i vaccini invece di fatto potenzialmente potrebbero essere il 50% perché 82 farmacie hanno tutti i criteri per vaccinare. Ma da un punto di vista operativo in questo momento stanno lavorando 30 farmacie. La capillarità delle farmacie e il rapporto di fiducia che instaurano con i cittadini le rendono un presidio sanitario diffuso. Sia nel momento in cui la collaborazione si è chiesta con i tamponi, ma anche adesso con le vaccinazioni si stanno dimostrando delle persone, dei professionisti molto competenti, capaci, affidabili e direi che sanno esprimere al meglio la loro funzione all'interno della società. Un apporto, quello delle farmacie, che dati alla mano sta offrendo un grosso contributo anche alle vaccinazioni della fascia d'età che va dai 20 ai 39 anni. Noi intercettiamo tanti bisogni, tante difficoltà e un po' le persone si raccontano. Per questo sicuramente ci possiamo considerare operatori sanitari integrati perfettamente nel territorio. In un momento difficile come questo, in cui siamo impegnati anche con altre attività, penso ai tamponi, la stampa del Green Pass, lo screening colon retto, i colleghi oltre all'ordinaria attività di dispensazione del farmaco stiano trovando lo spazio e il tempo anche per questo importante servizio. Strettamente connesso il tema del Green Pass che ha dimezzato però il numero dei clienti nel bar della terrazza della Basilica Palladiana a Vicenza. Storia di Green Pass e del suo effetto sul mondo della ristorazione. A Vicenza ad esserne colpita è anche la terrazza della Basilica Palladiana, o meglio il bar-ristorante e il suo gestore. Fino all'altro giorno, 6 agosto, prima dell'ingresso del Green Pass, la vita, le serate ad ammirare il panorama e i tramonti sorseggiando aperitivi. Il giorno dopo, da quando è stato introdotto noi abbiamo avuto il 50% di utenza che non è salita. I numeri che sembra da un punto di vista del monumento non sono veramente calati, e da un punto di vista invece dell'utenza del bar sono crollati. Eh sì, perché l'accesso alla terrazza è attraverso la Basilica e quale museo e sito di mostre vi si accede solo con Green Pass. Un breve tratto interno comune separa la parte museale dalla terrazza, una scala, ma è sufficiente per la clientela tra i 20 e i 40 anni per dare forfait. Tanto più che il locale è aperto solo la sera, il fine settimana e il mercoledì, non potendo così contare nemmeno sui tanti turisti che di giorno visitano la Basilica. Dal canto suo il gestore si è subito attivato. Abbiamo chiesto al comune e attraverso il comune anche al prefetto di poter fare una sorta di via agevolata, per cui con una dichiarazione che si accede solo a uno spazio esterno e non si usano gli ascensori, di poter andare direttamente in terrazza senza Green Pass, e stiamo aspettando risposta. La situazione è difficile e la stagione della terrazza può contare ancora su un tempo limitato di apertura. Green Pass che diventa discriminante e Quaresimi lo sta vivendo direttamente, avendo un locale dove serve solo all'aperto. Vediamo questa differenza netta da un luogo dove non c'è richiesta di Green Pass a un luogo dove c'è richiesta di Green Pass. Dove c'è richiesta di Green Pass l'utenza è crollata. Un base jumper di 47 anni, Alessandro Dalla Pozza, vicentino di Schio, è morto stamattina dopo essersi lanciato con la tuta alare dalla cima del Monte Framont che svetta sulla conca Gordina. Alle 10:30 l'allarme alla centrale del SUEM 118 è stato dato dal compagno di volo che dopo il lancio e l'atterraggio sulla piana di Listolade ha atteso l'amico invano. L'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore ha individuato il corpo del 47enne in un canale sotto la parete
parete verticale del Framont. Sbarcati con un verricello, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Ottenuto il nulla osta della magistratura per la rimozione, la salma è stata ricomposta e trasportata a valle. La dinamica del tragico incidente è al vaglio dei carabinieri di Agordo. E si sono vissuti attimi di apprensione, di viva preoccupazione ieri sera nella piscina di un albergo a Meolo, siamo nel veneziano, dove i bambini della parrocchia di Vaglio di Roncade stavano festeggiando con i genitori la fine del campo scuole. In 16 sono finiti al pronto soccorso, questo è il racconto. Mentre facevamo il bagno dopo cena abbiamo sentito un forte odore di cloro, quindi ci siamo subito allontanati con i ragazzi dalla piscina. Li abbiamo accompagnati insieme allo staff in una zona un po' più tranquilla nel prato, dove abbiamo atteso l'intervento del 118 perché molti di loro tossivano e sentivano un bruciore alla gola. Sono stati i momenti concitati, quelli vissuti nella serata di mercoledì qui nella piscina dell'Hotel Ancora di Lossona della Battaglia a Meolo. Doveva essere la festa finale del campo scuola organizzato dai genitori della parrocchia di Vaglio di Roncade, si è trasformata in un'autentica disavventura. Io ero in piscina praticamente con i ragazzi e all'improvviso ho sentito un bruciore, un pizzichio alla gola, sono uscita e poi dopo un po' sono usciti anche i ragazzi e hanno cominciato a tossire. Genitori e titolari della struttura chiamano così soccorsi che arrivano sia dall'ULSS 2 Marca Trevigiana che dalla 4 Veneto Orientale. L'intervento, spiegano gli stessi genitori, è stato tempestivo. Subito le 3 ambulanze che sono arrivate hanno controllato i nostri ragazzi e niente, per precauzione ci hanno indirizzato appunto all'ospedale di Treviso e di San Donà, quindi sono suddivisi in 2 gruppi. E niente, lì poi sono state fatte tutti gli accertamenti del caso. 8 i ragazzi che arrivano trasportati dai genitori al pronto soccorso del Cafoncello a Treviso, 8 all'ospedale di San Donà. Per alcuni i sintomi svaniscono in breve tempo, altri vengono sottoposti ad aerosol. A tarda notte però tutti vengono rimandati a casa. So che stamattina, sentendo i vari genitori, erano tutti a posto, insomma. Possiamo parlare di una disavventura a lieto fine? Assolutamente sì, anche perché ci siamo sempre trovati bene qui, non c'è mai successo niente di strano. Alla base dell'incidente una problematica alla distribuzione del cloro. Ieri purtroppo la macchina del cloro è andata un attimino fuori troppo cloro di quantità che doveva uscire e loro si sono trovati proprio in questo punto. Appena abbiamo sentito l'odore del cloro siamo subito intervenuti e abbiamo spento la macchina. È stato già revisionato, per cui è già tutto a posto anche ieri sera ancora. Disavventura quindi a lieto fine, con la promessa di ripetere il party di fine camposcuola. Abbiamo già detto, sì, faremo una pizza e tanta piscina e allegria. È un lieto fine, siamo tutti bene e a posto così. Ora cerchiamo solo di fare il possibile. Queste le parole dello zio della piccola Andrea, la bambina che è morta ieri mattina in un incidente stradale a Lughignano di Casale sul Sile. La procura intanto ha aperto un doppio fascicolo per omicidio stradale. Cerchiamo di fare il possibile. Mio cognato al momento è all'ospedale. Poche parole al citofono, quelle di Victor, zio della piccola Andrea Maria Cretu, la bambina di 9 anni morta nel frontale che mercoledì mattina ha sconvolto Lughignano a Casale sul Sile. La piccola viaggiava accanto alla mamma e alla sorellina di 2 anni nell'auto guidata dalla zia, sull'altra vettura una 50enne di Roncade. Entrambe le donne ora risultano indagate per omicidio stradale. Il fascicolo aperto dalla procura trevigiana è un atto dovuto, viste le dinamiche ancora poco chiare. Sequestrati i mezzi, c'è da appurare innanzitutto se i dispositivi di sicurezza, seggiolini e cinture fossero in azione. Una risposta potrebbe arrivare anche dall'autopsia. Il sospetto dei magistrati è che la piccola non fosse assicurata correttamente e che questo abbia provocato l'emorragia interna alla base del decesso. La famiglia di Andrea intanto resta chiusa nel suo dolore dentro questo appartamento in via Benedetto Croce, poco distante dal luogo della tragedia. Qui nel pomeriggio è arrivato anche il consulente dell'infortunistica stradale. Però non posso parlare per il momento. Quindi lo studio di infortunistica entrate in anche voi operativi come... Adesso vediamo. Restano il dolore di tante famiglie e le indagini affidate alla Polstrada, i punti da chiarire restano ancora tanti. Ancora per la cronaca, 350 tonnellate di pellet non sicuro sono state sequestrate dalle Fiamme Gialle di Cittadella, denunciati i rappresentanti legali di 3 imprese, 2 delle quali bellunesi.
Offerte stracciate prestagionali per la vendita di pellet a prezzi vantaggiosi. È nata dall'osservazione degli annunci pubblicati online e sui social network l'operazione Guasta Provvista, condotta dalla Guardia di Finanza di Cittadella, che ha scoperto un mercato imponente di pellet in legno commercializzato illegalmente con marchio di qualità contraffatto. Le prime perquisizioni nel mese di giugno in un esercizio commerciale del Padovano, dove i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato 48.000 kg di pellet di produzione romena privo delle indicazioni previste dalla legge. Il rappresentante legale dell'impresa è stato denunciato alla Procura di Padova per frode nell'esercizio del commercio. Medesima sorte toccata a 2 imprenditori bellunesi all'inizio di agosto. Entrambi disponevano di speciali autobotti per l'erogazione a destinazione di pellet sfuso. Le 2 aziende non erano nell'elenco speciale certificato dall'Associazione Italiana Energie Agroforestali. Le Fiamme Gialle hanno perciò messo i sigilli su 250.000 kg di pellet non certificato, denunciato i 2 imprenditori e sequestrato le 2 autobotti utilizzate per il trasporto della merce. Ulteriori perquisizioni sono state eseguite in Veneto, crocevia delle rotte di approvvigionamento dell'ecocombustibile proveniente per lo più dai paesi dell'Est Europa. Complessivamente sotto sequestro sono finite 350 tonnellate di pellet non sicuro e potenzialmente pericoloso per il consumatore. L'anticiclone Lucifero in Veneto, sono ore di caldo africano, a Vicenza toccati 35 gradi e queste le reazioni dei vicentini. Com'è questo caldo africano? Come ci si ripara? Sinceramente non mi sembra peggio degli altri anni. Basta. Ma lei che tecniche usa per trovare refrigerio? Nessuna tecnica, sto bene anche così. Io lo soffro molto il caldo, però di solito esco molto presto la mattina e quindi poi mi metto sotto a un ventilatore e sto lì fino a sera. Spengo il ventilatore del soggiorno, accendo quello della camera e vado a letto. Questo caldo africano cosa fa vendere di più? Cosa compra la gente? Frutta. Frutta Ma che tipo di frutta? Beh, albicocche, quelli di stagione, ovvio. Mele no, di sicuro. Noci pesche, albicocche, uva, comincia ad andare via uva. Ecco, roba stagionale. Non c'è nessuno qua. E noi abbiamo sbagliato il periodo delle ferie, le abbiamo già fatte. Lezione, l'anno prossimo le faremo in agosto. Andando così, c'è poca gente in giro. Compra frutta, prova a ristorarsi un attimino, pesche, noci pesche, l'anguria. Non hanno voglia di cucinare, giustamente con sto caldo. Si cerca di stare il più possibile al fresco in casa. È l'unica risorsa, non si sta bene da nessuna parte. Sennò. Quindi è un po' difficile da sopportare. Insomma, sì. Sono un po' fuori orario, però a me piace anche ritornare col caldo perché il mio corpo si robustisse e accetta sempre di più il caldo. Perché se stai rinchiusa dentro con l'aria condizionata che non la voglio è spento e rimani sempre come un po' delicatina, che io non vorrei esserlo. Ognuno quindi ha la sua ricetta e chi può va in montagna. Questa è la situazione sull'altopiano di Asiago. Parte con il botto il weekend lungo dell'altopiano dei 7 comuni, letteralmente preso d'assalto a qualche giorno da Ferragosto da un volume di turisti e visitatori che la dice lunga sull'appeal delle terre alte vicentine. La mattinata si è aperta con l'arrivo in zona di migliaia di persone che in sostanza ha trasformato il costo da Caltrano fino ad Asiago in un lungo serpentone di auto e motociclette. Il traffico sulla provinciale, che rappresenta l'accesso privilegiato ai 7 comuni dalla rete autostradale, è stato molto sostenuto sino al primo pomeriggio, con tutte le conseguenze del caso. Fra Tresche, Conca e Canove si sono create, a causa dell'immissione nella viabilità locale del traffico di gitanti e vacanzieri, lunghe colonne che sono state smaltite solamente in tarda mattinata. Idem per le aree di sosta asiaghesi per il centro di Gallio, dove si sono verificati anche alcuni rallentamenti in giornata. La situazione, comunque sotto controllo, rappresenta probabilmente l'anteprima di quel che si vedrà in altopiano fra sabato e domenica. Complice il gran caldo che sta opprimendo la pianura, saranno moltissimi i veneti che saliranno per cercare un po' di frescura tra una passeggiata nel corso e l'altra, fra le malghe, i prati e i boschi del comprensorio. Ma si preannuncia un buon Ferragosto, torrido, caldo, ma un buon Ferragosto anche a Padova e nel distretto termale. Noi siamo di Milano e volevamo stare vicini e Padova ci attirava come città, infatti si è rivelata una città stupenda. Pochi padovani, tanti turisti, italiani e anche stranieri. Padova a Ferragosto, una meta quasi d'obbligo per chi arriva in Veneto.
Abbiamo visitato Palazzo Bo, poi abbiamo visitato Palazzo della Ragione, il Duomo, insomma, Cappella degli Scrovegni, insomma tante belle cose. Siamo rimasti veramente molto contenti. La recente nomina dei cicli di affreschi del Trecento a patrimonio UNESCO dell'umanità ha attratto i turisti dell'ultima ora che prediligono le città d'arte come meta. Da dove venite? Da Brescia, sì. Come mai avete scelto Padova? Ma perché ne parlavamo tanto di Padova. Mia figlia è venuta e le è piaciuta molto, moltissimo, mi ha detto mamma vai, che merita, e quindi siamo venuti. È una bella zona, conosco già un po' di persone qua, quindi per amicizia, ecco. Avevo già visitato Padova perché avevo accompagnato mia nonna da Sant'Antonio da Padova alla chiesa, però non sono molto informata sulla zona in realtà. C'è anche chi viene per l'università. Facciamo un tipo di turismo diverso quest'anno, scegliamo la sede universitaria per i nostri figli. Siete venuti a Padova? Perché hanno letto tanto sulla città, si sono eruditi in merito, quindi sono delle scelte molto ponderate. Adesso cominciamo un percorso di 5 anni e vediamo dove arriviamo. Speriamo di rivederci fra 5 anni e raccontarci delle cose belle. Dove venite? Noi siamo dalla Puglia, Bari. E poi ci sono gli stranieri che tra mare e montagna passano anche per Padova per un'immersione nella cultura. Altri ieri siamo stati in Jesolo fare il bagno e oggi siamo in Padova. Meraviglioso. Sì, sì. Io abito vicino a Salisburgo, è anche una città meravigliosa. Dopo questo turista austriaco, una giovane del Tennessee. Beautiful. The university and the history behind it is very cool. È bellissima Padova, mi piace l'università, la cultura e i caffè. Insomma, il giudizio è unanime, è tutto per questa edizione regionale. Ci sono le previsioni del tempo. Grazie davvero per l'attenzione e buon proseguimento. Benvenuti al Meteo, le previsioni per venerdì 13 agosto. Un'altra giornata di bel tempo sul Veneto, con cielo sereno o poco nuvoloso, con la morsa del caldo che continuerà ad attanagliare la regione. Le temperature in pianura saranno in aumento da leggero a moderato durante il giorno, nelle valli e in alta montagna stazionarie di giorno, in aumento di notte. Complessivamente le temperature saranno sopra la media del periodo, anche di molto, e comprese tra 16 e 24 gradi, le massime tra 26 e 34. Vediamo ora la situazione in Friuli Venezia Giulia. Cielo in genere sereno, sulla zona montana probabilmente poco nuvoloso al pomeriggio, con la possibilità di qualche locale rovescio o temporale, specie sui settori più interni. Venti a regime di brezza. Anche qui farà caldo su tutte le zone e sulla costa anche le temperature minime risulteranno elevate. Le temperature minime saranno comprese tra 16 e 24 gradi, le massime tra 25 e 35 gradi. Per quanto riguarda la situazione in Trentino Alto Adige, venerdì soleggiato, con nubi alte a tratti e nelle ore più calde annuvolamenti cumuliformi in montagna, dove saranno possibili brevi rovesci o temporali. Temperature sopra le medie del periodo, le minime comprese tra 10 e 16 gradi, le massime tra 27 e 33 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci.